Domani è in diretta alle ore 15. Piove. L'ufficio stampa, al momento degli inviti, aveva preparato una tessera anche per il sole, notoriamente restio a ritirarla. Questo orologio, celebre come quello di TG Luna, ha scandito i minuti più esaltanti e i secondi meno felici dell'equitazione italiana, anche se il tempo a Piazza di Siena sembra avere un valore del tutto relativo. Qui ogni albero, profumo, colore, ogni civetteria rispetta rigidamente la tradizione e dà radici nel passato. Il concorso ippico internazionale per la 57esima volta propone il riuscitissimo cocktail che negli anni gli ha assicurato l'etichetta di avvenimento sportivo insieme mondano per eccellenza. Gli ingredienti rimangono gli stessi, anche se le dosi possono variare e indispettire qualche purista che rifiuta la nuova realtà di sport e business a braccetto e resta ancorato a un'immagine più poetica della kermesse romana, più poetica ma certamente anacronistica. È vero che gli stands e i cartelloni pubblicitari esigono spazi sempre crescenti, che il nuovo settore riservato ai VIP può risultare per certi versi invadente, ma occorre ricordare che nell'era moderna lo sponsor è fondamentale per la sopravvivenza e l'incremento di una disciplina. Insomma, anche Villa Borghese necessita del suo cacao meravigliao. La viabilità a Piazza di Siena ricalca i problemi di una grande metropoli, tuttavia rimane lo spazio per la cosiddetta passerella, un palco ideale sul quale eccezionalmente le donne diventano modelle e sfruttano la circostanza per sfoggiare capi d'abbigliamento alla page. Ragazze che vengono per farsi ammirare e per lanciare un'occhiata, magari distratta, a chi fatica sugli ostacoli, indifferente al fascino di minigonne, tailleur e cappellini. Là, su quello spicchio di verde irripetibile, c'è l'altra faccia del concorso, quella squisitamente tecnica, con cavalli e cavalieri che gettano oltre le insidie variopinte la loro voglia di vincere. Questa, per l'equipe italiana, è la stagione del rinnovamento. Al vertice della federazione l'avvocato Lino Sordelli ha ceduto il testimone a Mauro Checcoli sul podio alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità del completo. Graziano Mancinelli, oro individuale a Monaco in sella ad Ambassador, assume l'incarico di responsabile tecnico del settore salto ostacoli. Un'accoppiata affidabile a cui si chiede di far dimenticare la malinconica assenza dei colori azzurri agli ultimi giochi di Seul. Per tornare ai fasti di un tempo, allo strapotere dei fratelli di Zeo, dello stesso Mancinelli, di Vittorio Orlandi, la strada appare lunga ed impervia e da percorrere gradatamente, senza la smania di voler bruciare le tappe. L'augurio è che in una cornice così preziosa la nostra equitazione riesca a sistemare quadri d'autore, fra sorrisi disarmanti e il profumo delle azalee.